In vista del nuovo testo unico regionale dell'urbanistica, i comuni veneti che ancora non si sono adeguati alla legge regionale 11 del 2004 stanno cercando di mettersi in regola. In provincia di Padova 12 comuni possono ottenere un doppio contributo, sia regionale che provinciale, per aggiornare i loro piani di assetto territoriale, i PAT. Questo è possibile grazie alla collaborazione tra Regione del Veneto e Provincia di Padova, che ha facilitato il coordinamento tra gli enti e l'adesione dei comuni alle copianificazioni. L'iniziativa ha consentito a 12 comuni padovani di richiedere un contributo di 14.000 euro ciascuno per aggiornare i loro strumenti di governo del territorio. 10 tra loro hanno già ottenuto il finanziamento. Ci sono ancora 55 comuni veneti che devono adeguarsi alla legge del 2004. Questo sostegno finanziario mira a evitare problemi futuri per i comuni che devono ancora redigere il PAT e a garantire una pianificazione uniforme in tutta la regione. La mancata adesione al PAT potrebbe portare al commissariamento dei comuni da parte della regione, limitando le loro scelte strategiche territoriali. I finanziamenti mirano a incentivare i comuni non conformi e offrire supporto particolare a quelli con popolazione ridotta e problematiche di dissesto idrogeologico o sismico. Attualmente 10 dei 12 comuni padovani hanno ottenuto i finanziamenti, mentre nel 2024 si prevede di estendere i benefici agli altri 2 comuni che hanno partecipato al bando. Questa collaborazione tra istituzioni rappresenta un esempio positivo di supporto finanziario e coordinamento per l'adeguamento normativo dei comuni veneti. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.